Buongiorno. Buongiorno, come posso esserle utile? Mi fa una treccia integrale, per favore. Ringrazio, quanto le devo? Niente, le offriamo noi, lei è il signor Rocco, giusto? Noi conosciamo bene la sua storia. Era una mattina come tante. Stavo lavorando in azienda quando si sono presentati da me quei tre sgherri. Hanno iniziato con le loro minacce. Se ci tieni alla tua attività, se vuoi che non succeda nulla di male alla tua famiglia, allora devi dare un pensierino a zio Pasquale. Con pensierino intendevano 1200 euro mensili da dare a Pasquale Giampà, il boss di Lamezia Terme. Ero spaventato, ma sapevo che dovevo parlarne con le mie figlie. Quando ho avuto il coraggio di alzare lo sguardo, la più grande ha fissato i suoi occhi nei miei. Sembrava dicesse: papà, guai a te se ti arrendi e paghi. Ed io non l'ho fatto. Mi sono rivolto alle forze dell'ordine e ho collaborato con loro, organizzando un appuntamento con il boss. Durante l'incontro ho esposto la richiesta che mi ero preparato: abbassare la tangente alla somma di 200 euro perché mi trovavo in difficoltà economiche. Giampà è andato su tutte le furie. Si è alzato, il volto contratto, e ha sbattuto un pugno sul tavolo. Allora ho capito. Stavo sfidando un uomo che non si era mai sentito dire di no. Lui era il padrone di Lamezia, mentre io non ero nessuno. Forse se n'era ricordato anche lui, perché si è calmato e mi ha concesso anche i 20 giorni che avevo chiesto per andare a prendermi cura di una parente malata. Probabilmente pensava di avermi spaventato abbastanza. Credeva che mi sarei arreso. Ma quei giorni di tempo sono stati fondamentali per l'arresto. Dal momento che non avevamo raccolto alcuna prova con la cimice, sono dovuto andare in tribunale a testimoniare. Era il 9 gennaio 2009. Durante il processo, il giudice mi ha chiesto di identificare Pasquale Giampà, di indicarlo. Io ho puntato il dito contro di lui e in quel momento ho visto tutte le sue certezze crollare. Non ero il vigliacco che pensava. Avevo avuto il coraggio di fare la cosa giusta, di lottare per la mia libertà. Poi ho scoperto che quello era solo l'inizio. Dopo il processo mi è stato chiesto di scegliere tra le chiavi dell'auto della scorta e nuovi documenti d'identità. Ho deciso di rimanere nella mia terra perché è la mafia che se ne deve andare, non io. Signor Rocco, si è pentito della sua scelta? No, quando si fa una scelta forte c'è sempre qualcosa da sacrificare, ma devo dire che ne vale la pena.